Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuti a Massimo Privitera. E benvenuto a Marco Testoni. Ciao a tutti. Allora, oggi, in occasione della serata che si avrà il 5 agosto a Roma, all'interno della rassegna Il Cinema Oltre, che si terrà a Roma appunto al Parco Labbia, zona Roma Nord per chi è del posto, ore 21:30. Vi andiamo a presentare la puntata dedicata al libro di Pierluigi Pietroniro, Il manuale del turnista. Perché? Perché sarà una serata dedicata, quella del 5 agosto, dedicata ai musicisti di Ennio Morricone, e Pierluigi era uno dei suoi storici violinisti. Ci dici velocemente, Massimo, quali altri contributi ci sono all'interno di questo pregevole libro? Quali altre interviste ai musicisti? Perfetto, allora facciamo come se fossimo in concerto. Al flauto Paolo Zampini, all'oboe Carlo Romano, al fagotto Andrea Corsi, al clarinetto Franco Ferranti, al corno Carmine Pinto, alla tromba Nello Salza, al trombone Renzo Broccoli, alle percussioni Gianluca Ruggeri, alla batteria Rolex alias Enzo Restuccia, al pianoforte Gilda Buttà e all'arpa Augusta Giraldi. Sono questi i musicisti intervistati da Pierluigi Pietroniro in questo suo libro, Il manuale del turnista, musicisti che come lui hanno lavorato in concerto e nelle recording session delle colonne sonore di Ennio Morricone. Ricordiamo, questo qui è un libro dedicato proprio a chi si volesse cimentare col duro mestiere del session man, quindi del turnista. Lui l'ha fatto e lo fa tuttora per vari compositori, soprattutto finché è stato vivo con Morricone, e quindi chi meglio di lui può dare dei consigli ai giovani, ma non solo. Vi ricordo la serata: 5 agosto, Il Cinema Oltre, Parco Labbia, presentazione di questo libro. Ma noi, Pierluigi Pietroniro, ce l'andiamo a sentire in anteprima. Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti. Oggi siamo qui per questo, finalmente, voglio dire, siamo arrivati pure in ritardo, considerato che è un amico, e stiamo parlando di Pierluigi Pietroniro, collaboratore della prima ora di Soundtrack City, quindi qualche mese fa ha pubblicato questo libro, Il manuale del turnista, tecnica e cultura dello strumentista in sala di registrazione, edizioni Efesto. Direi che questo è uno di quei libri, peraltro un libro che ha avuto modo di leggere anche Ennio Morricone, quindi ce lo dirà Pierluigi in quanto collaboratore storico di Morricone. Insomma, è un libro che secondo me doveva uscire, ed è stranissimo che non è uscito, ma questi sono i vari buchi editoriali che ci sono in Italia. Poteva uscire tranquillamente 20 anni fa, ad oggi è ancora attualissimo in qualche modo, però già da 20 anni fa io mi ricordo che tanti ragazzi che si accingevano al lavoro di turnista, di session man, ne avrebbero tratto giovamento da un libro del genere, che insegna proprio le basi del come stare in studio, ma proprio come stare non solo dal punto di vista professionale, anche come stare seduti, perché c'è in un certo capitolo dove Pierluigi in qualche modo spiega come stare seduti in studio di registrazione, tentando di non calpestare cavi pericolosi e quant'altro. Direi che in tutto questo noi abbiamo una sorpresa nella sorpresa, perché Pierluigi ha portato con sé, Massimo, e questo te lo lascio introdurre a te, un amico compositore che parlarne sarebbe anche inutile. Vai Massimo, presentalo tu. È un mio conterraneo siciliano, quindi non ci sono dubbi. Ha lavorato tantissimi anni, grande sodalizio, con Gabriele Muccino, quindi deduciamo che sia Paolo Bonvino. Eccolo qui. Buongiorno a tutti. Ciao Marco, ciao Massimo. A questo punto facciamo entrare anche l'autore del libro. Buongiorno, scusate il disturbo. Allora mandiamolo via.
Grazie a tutti di questa bella ospitata. Io voglio ringraziare Paolo che ci sta dedicando minuti preziosissimi, è un momento in cui è pieno di cose da fare come sempre, ma in questo momento in particolare, quindi lo ringrazio di cuore davvero. Grazie Paolo. Bene. Allora, se permetti Pierluigi, farei subito una domanda a Paolo Bonvino, compositore e frequentatore da decenni di studi di registrazione, eccetera, eccetera. Ecco, prima nell'introduzione ho detto è strano che un libro del genere, il manuale del turnista, del session man, sia stato pubblicato solo oggi, eppure i musicisti da anni frequentano gli studi di registrazione e molto spesso magari non sono attrezzati per questo tipo di lavoro, magari sono più attrezzati per il live per quanto riguarda la registrazione in studio. Ecco, tu hai mai nella tua vita, nella tua carriera di compositore, hai mai incontrato difficoltà di questo tipo con i musicisti in studio di registrazione? Parlo di approccio al lavoro. Diciamo, io quando è uscito questo libro ho detto a Pierluigi delle cose. La registrazione non è un atto tecnico e basta, cioè è anche un atto tecnico. La registrazione è tutta la musica, da quando viene pensata, scritta, poi registrata, riprodotta, missata e messa in un film, in questo caso, ovunque essa vada, è un trasferimento di una certa energia. Ora non voglio fare un discorso olistico, non c'entra niente, ma fondamentalmente tutto quello che è musica viene fuori da una dimensione che il compositore e anche gli esecutori hanno e viene tradotta in una cosa che noi chiamiamo musica. Okay? Questo trasferimento non è un atto tecnico, perché quando è semplicemente tecnico manca di una serie di fattori che sono poi la sostanza della musica. È come quando uno fa un sorriso. Se tu fai un sorriso di circostanza, ti metti così e fai un sorriso. Sì, è un sorriso, ma tu lo capisci che non è il sorriso di gusto. Ok, la musica è un sorriso di gusto, cioè qualcosa che deve avere un di più. I muscoli che si attivano quando c'è un sorriso di gusto, vero, sono talmente tanti che la volontà non li percepisce, non li sa riprodurre esattamente. Devi avere dentro qualcosa che ti fa sorridere per poter poi avere quell'espressione. La musica è un'espressione che assomiglia a questo. Devi essere quanto più in sintonia con quello che stai facendo, di modo che quello che stai facendo diventi vero e non di circostanza. Allora, tutto questo ha bisogno sia di tecnica, perché devi essere bravo ad esprimere questo, ma ha bisogno di avere un collegamento con questo aspetto. Cioè ti devi divertire veramente se devi fare un sorriso, devi avere dentro la possibilità di contattare quella dimensione che c'è bisogno, per cui tu stai facendo qualcosa per esprimerla, ma se non la contatti, che esprimi? Esprimi un vuoto. Allora, sono due cose, la tecnica e questa capacità che sono innate, cioè la tecnica si acquisisce, questa capacità è innata, ma si può perdere. Se uno studia musica e fa il turnista oppure fa il compositore, è ovvio che la prima spinta per fare questo mestiere è sicuramente questo. C'è un'esigenza talmente forte di dire qualcosa che non posso dirla a parole, la devo dire suonando, cantando, come diceva Sant'Agostino, no? Non c'è, per lo Jubilus Alleluiatico diceva, che cos'è lo Jubilus Alleluiatico? Quando nel canto gregoriano alla parola alleluia la A viene ripetuta tante volte. È un'espressione di gioia, diceva così, che non ci sono parole per farlo e devo per forza cantare. Allora, un musicista ha questa esigenza, per cui studia musica, diciamo, al 99% per questo. Le condizioni in cui poi si trova a esprimere questo mestiere possono diventare tali da tarpare questa cosa, questo iniziale, fuoco, no? E questo accade per esempio per i turnisti quando si può scadere, anche per i compositori può succedere, nel diventare geometri ma neanche geometri dovrebbe essere così, diventare programmatori di una cosa, suono quello che c'è scritto, poi alle 3 me ne devo andare, poi dopo devo fare questo e quell'altro. Un libro del genere mi ha fatto pensare che
si può ancora oggi, dove c'è molta frenesia in tutto, si può avere l'opportunità di dire questo mestiere, in questo caso il turnista, cos'è? Dare il giusto valore a questa cosa. Cioè, quando ci sono 30 persone o una o due che suonano qualcosa, è un atto che ha una certa sacralità. Il compositore trasferisce un mondo da esprimere. Questo mondo deve essere accolto da chi sta per eseguire, deve essere rilanciato, e questo ha a che fare già nelle etimologie, poi non dico nient'altro perché non voglio, nelle etimologie delle parole che potremmo usare per descrivere questo atto, ha a che fare con qualcosa di molto alto. Musica viene da muse, che erano le figlie di Zeus, non di un dio qualunque. Cioè, se nel nostro modo di parlare abbiamo attribuito questa dimensione alla parola musica, c'è un motivo, cioè non stiamo parlando di cosucce, ma stiamo parlando di cose alte, cose che hanno, anche quando sono semplici, quando sono per il divertimento, eccetera, sono comunque, fanno parte di una sfera particolarmente importante. Quindi ci deve essere questo atteggiamento, e questo atteggiamento si ha con consapevolezza, con attenzione. L'altra parola che mi viene in mente è che uno che fa musica deve essere ispirato. Se andiamo a vedere l'etimologia di questa parola, ha a che fare sempre con qualcosa di alto, Dio, anche entusiasmo, deve esserci un po' di entusiasmo in questo mestiere. E entusiasmo è collegamento con Dio. Schoenberg diceva: il musicista è un collegamento tra l'uomo e Dio. Allora, non è che uno può anche non credere in Dio, non importa. La cosa che voglio dire è che tutti questi termini con cui descriviamo questa attività sono termini che ci fanno capire che questa attività ha un valore straordinario, fuori dall'ordinario. Questo libro mi sembra un'attenzione a dire: ok, io posso avere una tecnica tale di modo che poi mi concentro sulla possibilità di essere collegato in questa maniera così bella, fluida, importante, al di là del fatto che io devo fare 3 ore di un turno e poi ne devo fare un altro, eccetera. Sono opportunità del musicista e del compositore anche di avere una relazione. Dico l'ultima parola che mi piace citare. Prima fuori onda dicevamo, scherzando, sul valore delle cose, no? La parola valore mi piace pensarla come quando c'è un'altra parola che assomiglia a valore, che è valenza. Cioè, quando una cosa ha valore. La valenza nella chimica è la capacità di un elemento di potersi unire a un altro. Più ha valenza, più si può unire con più elementi. Meno valenza ha, meno si unisce con altri. La musica è una cosa del genere. Il valore della musica è quando il compositore e chi sta eseguendo, possono avere valenza, cioè unire insieme una dimensione che poi diventa il suono. Questo vale anche per chi missa, per chi registra, perché deve avere la stessa dimensione anche lui, cioè tutti quelli che contribuiscono. E questa è una cosa straordinaria, cioè in una cosa apparentemente impalpabile possiamo mettere tantissime espressioni del nostro essere. Questo libro, secondo me, già il fatto che qualcuno come Pierluigi, spero anche altri, abbiano pensato a questa cosa, mi sembra quasi un miracolo in questo periodo in cui tutto fa di fretta, tutto va in maniera all you can eat. Il cibo non è all you can eat, il cibo dovrebbe essere cura di chi sta per mangiare. Io cucino qualcosa che diventa piacevole e utile per chi sta mangiando. Non che ti strafoghi con 10 euro, ti do delle cose che hanno un valore, ritornando alla parola di prima, no? C'è il valore, quindi una certa importanza. E musica, proprio nella sua parola, è qualcosa che ha a che fare con una sfera delicata e straordinaria. Per cui do un incoraggiamento e un ringraziamento anche a Pierluigi, perché se lui sa in registrazione quante volte io chiedo questo tipo di attenzione. Questo libro rappresenta questo. Io ora ho parlato troppo, sono un chiacchierone. Guarda, se posso chiudere questa tua bellissima introduzione, proprio rifacendoci, no, all'etimologia, alla cultura, e parlo appunto a te e a Massimo, che siete figli della Magna Grecia, appunto, quindi avete degli antenati importanti. Una parola che a me piace tanto e che anche trovo racchiuda un po' tutto quello che tu hai detto in questo, che i greci chiamavano empathos, l'empatia, no?
cioè lo scambio vero, attivo, dove ognuno dà e ognuno riceve contemporaneamente. Ecco, quello che ho cercato di raccontare un pochino nel libro, come Paolo ha accolto meravigliosamente, ha proprio fatto centro, è stato proprio questo, cioè il dire non siamo meramente come fossimo delle macchine, no? Degli strumenti di esecuzione, siamo persone che devono essere capaci di interagire, ma di sviluppare questa interazione in modo da renderla immediata. Noi dobbiamo leggere a prima vista un brano che il compositore ci sottopone, e il più delle volte addirittura si registra già la prima lettura, e mentre tu stai guardando quei segni convenzionali che sono le notine e guardi il maestro che ti dirige come ti sta dirigendo quelle notine che ti sta facendo leggere in quel momento, devi già avere l'immediatezza di cercare di entrare, ecco qui il discorso dell'empathos, dell'empatia, nel cuore, nel respiro del compositore che anche lui peraltro sta sentendo per la prima volta dal vivo, perché va bene tutte le macchine, ma per la prima volta dal vivo sta sentendo quello che ha pensato, e questa è una cosa meravigliosa. Per me è un'occasione, io lo dico sempre, è incredibile che ci paghino per questo no? Però veramente è geniale. Lo terrò presente quest'ultima frase, non ti preoccupare. No, questa è quella tagliata, è post-produzione. No, questo rimane a imperitura memoria per il... Ti sei scavato la fossa, Pierluigi. Quindi No, ma è vero, purtroppo io sono... Una cosa, non è solo nel pagamento, è anche nel gusto che si ha nel farla. Esatto. Il pagamento è corretto perché è il nostro modo di scambiarci, mancherebbe, ma quale furbizia possiamo avere di più se mentre lo facciamo godiamo? Io purtroppo vi devo abbandonare perché devo continuare il lavoro. Esatto. Certo, no, ci tenevo a esserci, e scusate se ho parlato troppo, era soltanto entusiasmo per questo lavoro di Pierluigi. Grazie. Allora, noi ringraziamo Paolo Bonvino, grazie dell'intervento. Adesso continueremo a parlare del tuo intervento, peraltro, perché hai gettato tanti semi molto molto interessanti per la discussione. Grazie ancora Paolo Bonvino. Grazie Paolo. A tutti, buona continuazione. Grazie. E seguite tutti l'ultima serie di Muccino di cui Paolo ha fatto le musiche, abbiamo a fatto casa, le musiche tutti bene. A casa tutti bene, la serie è qualche cosa di mamma, io ogni settimana aspetto con l'ansia di sapere come va la puntata, e ha fatto delle musiche meravigliose. Ringraziamo ancora Paolo Bonvino e ritorniamo su Pierluigi e il suo libro. Io ti volevo fare due domande, una non lo faccio io, ma la fanno diciamo gli allievi, che mi è capitato spesso di incontrare, allievi parlo di musicisti, però te la faccio dopo. Vado invece, ritorno sul discorso di Bonvino. Il suo è un approccio è stato un po' spirituale, un po' artistico, un po' artigianale, c'era un po' dentro di tutto, ed è come è giusto che sia. L'unica cosa che mi piacerebbe aggiungere in qualche modo in una parola arte. In una parola arte. Però quando ho letto il tuo libro me ne è venuto in mente un altro che è stato scritto nel 1935 da Walter Benjamin, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, perché Benjamin in qualche modo si accorgeva negli anni 30 del cambiamento epocale che stava avvenendo, cioè c'era la possibilità di riprodurre arte nell'ambito nostro, nel campo musicale. Il grammofono è nato alla fine dell'Ottocento. Fino a prima l'esperienza musicale era solo quella che noi chiamiamo oggi live, cioè tu volevi sentire qualche cosa, dovevi andare a ascoltare la musica laddove si faceva. Dal fine Ottocento in avanti cambia completamente tutto, la musica può essere registrata. Inizialmente il mestiere di musicista che suonava live e musicista che suonava in studio di registrazione, la differenza era, ahimè, poca. Invece più siamo andati avanti nelle tecniche di riprese sonore, più il musicista
si ritrovava di fronte a una serie di equipment, dai microfoni alla posizione dei microfoni, cuffie e quant'altro, spazi dove suonare, completamente diversa. Quindi questa è un'esperienza completamente diversa dal punto di vista del musicista nei confronti dello spazio dove suona, rispetto ai musicisti di 100 anni fa. Ecco, Pierluigi, in questo senso tu hai aiutato, secondo me, a dare chiarezza a tutto questo, anche nelle piccole cose. E io ti volevo parlare proprio di queste piccole cose. Allora, tu a un certo punto racconti come un musicista non deve pestare i cavi o le cuffie. Sembrano sciocchezze, ma non sono sciocchezze. Ci spieghi quali sono? E tu a un certo punto fai una serie di un elenco di tutto quello che il musicista non deve fare in qualche modo. Ecco, mi ricordi quello, perché è divertente e decisamente istruttivo. Questo mi riallaccia anche un po' al discorso che ha introdotto Paolo, è proprio l'approccio con cui una persona vive, no? Quello che gli è dato da vivere. Allora, io ricordo sempre che quando entrai per la prima volta in un grande studio di registrazione, che ora io ho dato l'inizio con la registrazione che c'era una volta in America nell'82 con Morricone per Sergio Leone allo Studio Forum qui di Roma, ma già prima frequentavo altri studi, tra cui Trafalgar, insomma tanti grandi bei studi, e a me dava l'impressione di essere, non so, un astronauta dentro una navicella spaziale, perché tutti questi attrezzi, cavi, entravi in regia, trovavi queste lucine infinite, il rumore del nastro che si riavvolgeva, le macchine, uno toccava una cosa e si muoveva un'altra da un'altra stanza, cioè era veramente una cosa da impazzire. Io correvo appresso a quei cavi srotolati per terra, andavo a vedere cosa succedeva mentre quello toccava quel tasto. Era per me una cosa proprio veramente che ha a che fare con la fantascienza. Detto ciò, poi negli anni mi sono reso conto che tutto questo aveva tuttora la propria liturgia, cioè entrare in sala di registrazione ora non mi si dia del blasfemo, ma veramente è qualche cosa che è paragonabile a una messa, perché ci sono tutta una serie di rituali, ok, che si dipanano nel corso del turno di registrazione, della sessione, eccetera, che sono obbligatori, sono le tappe obbligate, tra cui appunto l'attenzione al luogo in cui si è. È un luogo che è pieno di materiale di altissima tecnologia, che ha anche dei costi importantissimi, che normalmente nessuno di noi pensa. Uno entra, vede una cuffia appoggiata su una sedia, dice che vuoi che sia una cuffia, ma ce ne stanno 80 di quelle cuffie. Quelle cuffie sono stato un grande investimento per chi ha messo su quello studio, e serviranno per noi oggi per fare quella sessione di registrazione, ma serviranno tra 3 ore per altri, domani per altri, quindi è un qualche cosa dove anche la socialità, la democrazia dovrebbe essere ai massimi livelli in questo senso. E quindi quando mi sono così seduto davanti al foglio bianco per iniziare a mettere giù questi miei ricordi, queste mie riflessioni, questa mia esperienza, mano a mano mi sono accorto che dovevo rifarmi a quella liturgia di cui dicevo prima, a quei passaggi obbligati, e quindi a un certo punto, andando al contrario, camminando a granchio, sono andato a rivedere anche tante piccole cose, tra cui appunto quello che spesso succede quando inavvertitamente uno si siede, sposta la seggiola per mettersi in posizione per suonare, per vedere bene la parte sul leggio, eccetera, o per essere più centrato rispetto al microfono, vedere meglio il maestro, se non addirittura lo schermo dove viene proiettata l'immagine da sincronizzare, insomma un assestamento, cioè, e spostandosi i cavi corrono per terra e può capitare che alzando la sedia uno finisca su un cavo, e lì vai a rischiare di inficiare tutta l'operazione, perché se tranci un cavo del microfono o della cuffia, insomma, fai un danno economico, ma poi però crei un problema che ovviamente quel rovinare il cavo può creare dei rumori in fase di registrazione, perché magari uno non se ne accorge in quel momento e uno sta lì, registra, poi quando magari vanno a riascoltare, quando tutta l'orchestra è andata via, sentono che c'è un microfono che anziché mettere il suono pulito dà un gracchio elettrico, un gracchiare elettrico. Allora che fai? Devi buttare via tutto. Quindi ci deve essere una grandissima attenzione a tutto quello che è
che fa lo studio di registrazione, che è nello studio, proprio perché si entra in un momento in una specie di bolla, appunto io la chiamo di astronave, che ci porterà in un viaggio meraviglioso, che oltretutto, mi si permetta, durerà all'infinito, perché la cosa meravigliosa è che noi registriamo qualcosa che resterà per sempre. Magari chissà sotto quali formati saranno i prossimi, ma siamo già passati, come tu ci davi il grammofono prima, no? Le prime registrazioni sul rullo di cera, oggi siamo arrivati alla musica cosiddetta liquida, insomma, no? E quindi ecco, immaginiamo noi che cosa potrà essere tra altri 10, 20, 30 anni, 50 anni, a cosa arriveremo. Ma quelle note saranno quelle che hanno registrato quelli lì in quel momento, capito? E quindi questo è stato per me un viaggio all'attenzione delle piccole cose. Tu prima nell'introduzione dicevi appunto che mi riferivo a varie cose, ho parlato addirittura dell'abbigliamento, ho parlato del fatto che magari a volte siamo dovuti interrompere perché una camicetta cosiddetta button down, quelle che io adesso oggi la camicia coreana, ma quelle che hanno il collo con i bottoncini qui, quando appoggiavi lo strumento, tic, bravissimo, esattamente quello. Appoggiare lo strumento, sia tic, proprio nel momento in cui bisognava iniziare a registrare. Fermi signori, rumore, chi è, che cos'è? I bracciali, gli orologi. Quello perché tu sei un violinista, tu sei un violinista. Io che sono percussionista qui non mi tocco mai. Però tu che sei percussionista, certo non ti metti i bracciali, i braccialetti, orologi, che fanno orologi, niente. Paolo, vedi che anche tu sai cosa non devi fare. Ecco. Vorrei dire, scusate, ma perché è importante che poi Pierluigi con il suo libro chiede una serie di testimonianze a ogni, diciamo, a un testimonial per ogni strumento, e quindi questo devo dire che è stata un'imposizione del sommo maestro Ennio Morricone. Ok, allora quanto di più giusto, Ecco, ne vogliamo citare Pierluigi, però citiamoli, insomma. Infatti adesso se mi lasci dire ti dico appunto la questione. Io sottoposi la prima bozza proprio di manoscritto di questa mia idea al maestro Morricone, perché ho detto, secondo me è l'unica persona che può capire in questo momento, dirmi se questa cosa può avere un valore effettivo. Io ho avuto questa idea, sapete che ho collaborato con lui tanti anni, negli ultimi anni appunto eravamo in grande sintonia, in grande amicizia, e lui appunto mi chiamò dicendo: mi hai fatto un lavoro meraviglioso, questa cosa la dovranno leggere compositori, direttori, chiunque vorrà fare il nostro lavoro dovrà leggere questo libro, perché hai detto delle cose meravigliose, uniche, però c'è un però. Dico, ma non avevo dubbi, ma strano che ce ne sia uno solo di però. Dice, no, però ci devi mettere anche gli altri strumenti. E dico, come gli altri strumenti, maestro? Dice, sì, perché così è incompleto, tu parli solo del violino o comunque degli strumenti ad arco che conosci, eccetera, ma ci vogliono pure tutti gli altri strumenti, perché ogni famiglia di strumento ha le proprie peculiarità, le proprie necessità. E ho detto, va bene, ma io dico, è ancora una vita che sto studiando il violino e forse quando finirò la mia vita non avrò ancora finito di studiare, come posso io parlare di cose di cui non so, e tecnicamente dico, no, lo devi fare, se no così non ha senso, lo devi fare, proprio si inalberò, si inquietò su questa cosa. Ho detto, benissimo, allora ragioniamo, bene, prendo atto, ci ragiona, eccetera. A che appunto, essendo persona scrupolosa e attenta, ho detto, vabbè, non voglio mettermi a scrivere cose per cui poi mette nero su bianco, i latini su questo ci vedevano lungo, insomma, no? Scripta manent. Allora ho detto, prima di fare qualche fesseria, vediamo come posso risolvere al meglio questa cosa. Che ho pensato, allora faccio così, faccio io un'intervista ai protagonisti dei relativi strumenti. E allora ho studiato una serie di domande tipo, che io non so, ho pensato che qualcuno avrebbe potuto fare a me se mi avesse detto come usi il violino in sala di registrazione. Allora, che domande mi farebbe una persona curiosa di sapere questo? Io così le ho impostate e le ho rivolte a colleghi con cui da una vita condividiamo lo studio di registrazione, i concerti e quant'altro, tutte prime parti meravigliose, tutti grandissimi professionisti, passando, diciamo, in ordine di partitura, dal flauto all'oboe, al clarinetto, al fagotto, alla tromba, il corno, il trombone, il basso, chi altro ci ha messo? Aspetta, te li cito tutti quanti. Pianoforte, percussioni, batteria, perché poi ovviamente anche lì ci sono mondi
diversi, insomma, e devo dire che la gioia grande è stata proprio vedere anche in questi colleghi la grande gioia, la grande sensibilità nell'aver compreso questo mio piccolo, insomma, omaggio, dove io poi invito tutti loro a fare il loro libro sulla tecnica di registrazione, ovviamente, quindi non pretendo con questo di aver colmato tutte le domande, però ho cercato, insomma, di assecondare il consiglio, ovviamente, del maestro, del sommo maestro. Del sommo maestro, sì. Tra l'altro ti volevo dire, Pierluigi, poi stavo leggendo anche i nomi, Paolo, vabbè, il capitolo 5 è quello fondamentale di cui stiamo per l'appunto parlando, c'è Zampini al flauto, c'è Romano all'oboe, c'è la Gilda Buttà al pianoforte, c'è Franco Ferrante al clarinetto, Andrea Corsi al fagotto e via dicendo. Ci sono veramente grandi nomi. Il grande Vincenzo Restuccia, batterista storico di Morricone. E Nello Salza la tromba. Purtroppo Enzo non c'è più e devo dire che è stato una grande perdita per noi tutti. Sì. Gianluca Ruggeri alle percussioni, lo dico. Come no. Sì, infatti. Termine Pinto al corno. Sì. La Alti all'arpa. Broccoli al trombone, come no, certo, tutti quanti. Ma la sai la cosa che mi è venuta in mente quando ho letto questo, io non essendo né un musicista né un compositore, ma essendo, come lo dico sempre, un appassionato, la cosa che mi è saltata subito, diciamo, alla vista, visto che parliamo di un libro, è il fatto della sua praticità. C'è un libro che possono leggere tutti, anche quelli che come me non fanno né il mestiere del turnista, ma neanche il mestiere di compositore e musicista, però è pieno di curiosità. Ed è un libro che dal punto di vista divulgativo riesce ad essere molto fruibile. Mi ha ricordato in alcuni momenti, non so se questa cosa ti può risultare folle, ma mentre leggevo alcune parti, soprattutto dove tu racconti un po' tutte le dinamiche delle recording session, non so perché mi è balenato subito Prova d'orchestra di Fellini con le musiche di Nino Rota. E a un certo punto mi sono immaginato quel momento di totale follia dove tutti a un certo punto magari si distraggono, raccontano i fatti loro, le loro dinamiche sociali, di vita privata, raccontano di politica, di cibo. Cioè ho visto tutte queste cose qui, ma succede questa roba qua o era solamente Fellini che poneva questo momento di totale follia che poi aveva anche vari significati metaforici? Fellini era un poeta, se avesse fatto la realtà sarebbe stato 1000 volte peggiore il Prova d'orchestra. Lui era un poeta, era un artista, ci ha narrati così con la sua grande leggerezza e la grande poesia che gli era propria. Vi posso assicurare che è molto peggio la realtà. Dico fino a un certo punto, perché poi gli orchestrali organizzano una rivoluzione, una sommossa. Infatti quella è l'unica cosa non vera, proprio assolutamente. Quello che non siamo mai riusciti a fare è una rivoluzione. Ma perché non arriva la famosa palla, distruggi tutto. Esatto. Senti, ma guarda, ti devo dire, io ho cercato di dare, ecco, è un libro che ho pensato, diciamo, un po' come un fissare la memoria, fissare il vissuto. A fronte di una tecnologia che avanza, ecco, oggi si parla di intelligenza artificiale che sta imperando e sta un po' debordando. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro qui ancora non sembra poco, parliamo del 2018-2019, quindi sembra ieri, però ancora non era così evidente. Allora, però già mi stavo rendendo conto nel mio piccolo, in quello che vedevo attorno a me, che la tecnologia stava andando a mangiarsi tutto il cosiddetto know-how, no? L'esperienza, il mestiere accumulato per decenni con questo tipo di attività. Io ho detto, ma sicuramente non accadrà, continueremo a fare turni di registrazione per tutta la vita. Però intanto magari nero su bianco lo metto, anche per quello, come senso proprio come un dovere di documentazione storica, mettiamolo così, insomma. Io sono figlio del secolo scorso, quindi sto a cavallo tra due secoli, mi posso permettere questa cosa. E allora questo infatti l'ho voluto chiamare un manuale, perché non è un romanzo, non è un libro, non è è proprio una serie di diciamo così, di regole, di consigli acquisiti in una vita di mestiere,
per cui domani qualcuno possa ritrovare un percorso fatto. E in questo ho voluto includere non solo l'esecuzione, addirittura sono arrivato a dire se uno deve cercare di preventivare sull'orario di inizio del lavoro, l'arrivare nel luogo di lavoro, parcheggiare, poter arrivare in sala la mattina, soprattutto all'inizio del primo turno, arrivare e poter avere 10 minuti per scaldarsi un po' le mani, per essere subito reattivo. Perché? Perché un turno di registrazione è un po' come un'industria che apre e chiude. Quindi l'industria apre e chiude nelle 3 ore di sessione. In quelle 3 ore tutto quello che si produce è benedetto, ok? Se io perdo tempo, ho buttato soldi per 3 ore, e ovviamente chi produce, chi paga, ovviamente di questo poi ne chiederà conto. Quindi bisogna ottimizzare, questi sono termini ormai che sono propri in tutte le attività, per carità, lavorative. Oggi, proprio tornando al discorso della tecnologia, purtroppo a noi ci viene richiesto di essere ancora più performanti, ancora più reattivi e attivi nel nostro essere strumento di esecuzione. Perciò ho voluto anche ampliare il discorso, a parte un discorso di preproduzione, perché come si arriva alla colonna sonora, perché io la prima volta sono andato a fare un turno, mi hanno chiamato al telefono, sono entrato in sala di registrazione, mi sono seduto, ho registrato, non sapevo minimamente cosa ero andato a fare. Poi dopo ho capito che c'era una volta in America di Sergio Leone, e quindi diciamo sono stato fortunato. Però poi ho voluto capire come, perché tanta tensione, perché tanto guardare l'orologio, perché c'è un mondo dietro, e noi siamo alla fine una piccola rondella di un meccanismo molto grande, molto costoso, e bisogna tener conto di questo, perché non si può prescindere, si è tutti figli di una stessa idea iniziale, di una produzione iniziale. Io parlo ovviamente adesso di musica applicata alle immagini, ma più o meno la stessa cosa nella discografia. Per raccontare questo ho voluto anche raccontare poi lo studio la storia della tecnologia, della registrazione, come nasce la registrazione, formare degli esecutori che non fossero meramente degli esecutori passivi, ecco, per me riallaccio al discorso di Paolo, ma degli esecutori coscienti del contesto in cui sono. Io non sto facendo un concerto, non sto lì a esprimere me stesso e a raccontare me stesso a un pubblico, sono lì per donare la mia competenza per un fine altro, e quindi devo essere cosciente di quello in cui sono. Insomma. In questo senso, Pierluigi, penso sia importante informare che poi questo è un libro, ma poi è un libro che vuole essere anche un'introduzione a un progetto di masterclass che tu stai portando avanti proprio a proposito della musica, dell'interpretazione, della professione in studio di registrazione. Ce ne parli un po' meglio di questo progetto? Sì, appunto, ci stavo arrivando. Insomma, in tutto questo ho voluto mettere, oltre alla storia della registrazione, l'attuale tecnica di registrazione dell'home recording, che si può fare oggi con un normale computer, con un tablet. Insomma, oggi siamo arrivati veramente anche col telefonino registriamo, no? Come registriamo con un messaggio su un social, stessa cosa possiamo, ovviamente parliamo di qualità differenti, per carità, però volevo semplificare il discorso e quindi dare anche uno specchio parametro ampio su che cos'è oggi la registrazione, la tecnica di registrazione del missaggio, la tecnologia. Ho voluto anche affrontare un discorso di contrattualistica, per esempio, perché spesso e volentieri si entra nel mondo del lavoro senza conoscere, non dico i propri diritti, ma soprattutto i propri doveri. Bisogna essere oggi preparati a tutto quello che c'è attorno, anche perché poi, soprattutto questo, è un mondo dove, per esempio, io vado a prestare un'opera artistica, cioè la mia esecuzione è un'opera artistica, e questa è anche tutelata, è tutelabile, o comunque può diventare un materiale di scambio a livello anche economico, anche a livello di diritti, quindi è bene saperle queste cose. Io ho ancora colleghi con i capelli bianchi, maestro, non mi riferisco a lei ovviamente, ma insomma a tanti ex colleghi turnisti che ancora confondono la questione dei diritti, del diritto d'autore
con i diritti di esecuzione e vengono a dire ma perché la SIAE non ci paga i diritti, noi che registriamo i copie, ma guardate, la SIAE non la deve pagare a noi esecutori, la SIAE è per gli autori. Poi esiste un altro istituto che tutela il diritto di esecuzione, il diritto di replica, e quelli sono i diritti connessi, quindi bisogna sapere le cose, ma perché proprio se no uno... Nuova IMAIE, diciamogli anche il nome. Esattamente, che sono l'IMAIE che appunto che tutela il diritto di esecuzione, di interpretazione, eccetera. Quindi ho cercato di dare, ecco, a tutto tondo un'informazione. Tutto questo mi piacerebbe, e sto piano piano iniziando a proporlo, di poter realizzare dei master a livello alta formazione di conservatorio, dove tramite un'esperienza multidisciplinare che si potrebbe fare abbastanza facilmente nei conservatori, si può realizzare un percorso di preparazione, quello che oggi si chiamano di scuola-lavoro, no? Di formazione scuola-lavoro, per cui si può fare con tutte le forze presenti nei conservatori, si potrebbe realizzare un master di formazione in cui si fa capire qual è la differenza tra il suonare in un'esecuzione di concerto o suonare per una registrazione, suonare addirittura per di più per una registrazione che prevede per esempio delle sovraincisioni, vale a dire suonare varie esecuzioni variate, differenti, ma dello stesso brano, che possono essere sovrapposte verticalmente e ascoltate contemporaneamente, ma tutto questo deve essere fatto con una tecnica tale che possa permettere che si possano sovrapporre le varie registrazioni per poi poter avere il cosiddetto multitraccia, no? Le multisessioni. C'è molto da dire, c'è molto da approfondire, però questo a me piacerebbe che potesse essere una sorta di proposta che ovviamente lancio qui pubblicamente, ma che nel piccolo sto cercando di fare direttamente con docenti, con direttori di conservatori amici, eccetera, nel proporre questa possibilità dove le varie discipline, che possono essere esercitazioni orchestrali, può essere la classe di composizione per musiche da film, può essere la classe di tecnica del suono, di registrazione, che sono tutte materie oggi presenti nei conservatori, potrebbero essere messe insieme e ognuno far creare ai giovani tutto quello che poi diventerà domani il loro lavoro. L'esecutore, la registrazione, quello che fa la tecnica del suono, la registrazione del suono, il missaggio, la post-produzione, tutto quanto, il compositore creare chiamiamole colonne sonore, ma insomma, capito? Stimolare gli alunni, gli allievi a un'attività che poi li vedrà, io gli auguro, protagonisti per il futuro, sempre che la tecnologia e l'intelligenza artificiale ma no. La musica sopravvive a tutto, la musica quella vera. Allora, noi salutiamo Pierluigi e ricordiamo Massimo, dai. Il manuale del Eccolo qui. Guardate che meraviglia, con quegli occhialini che hanno un simbolismo che buttiamola lì. Queste occhiali chi sono? Dillo tu, dai. Ti lascio. È di una persona a te molto cara, ma cara a tutti noi e soprattutto a quelli che amano la musica, e la musica per immagini per eccellenza, il grande Ennio Morricone. Quella è una foto che ho fatto io durante una pausa di un turno di registrazione, è stato un momento così di poesia, di amore, non so come dire, vedere quegli occhiali appoggiati su una sua partitura, occhiali con cui lui ha letto partiture per una vita, e quelle partiture che tutti conosciamo, è stato un'emozione, urlavano musica quegli occhiali. Infatti. Allora salutiamo Pierluigi, vabbè, finiamo con questa immagine con Pierluigi con il maestro Morricone, tratto in questo film bellissimo, una delle ultime colonne sonore del 2015, che io non pronuncio in francese perché il mio francese non esiste. A me on fait ce qu'il te plaît. Immagino che quello che ti pare e piace sarebbe. Come si dice, mi si sono arrizzate le canne, come si dice in siciliano. E io invece ne faccio vedere un'altra che è veramente simpatica. Questa, a proposito dell'invenzione del grammofono e della musica, ma anche delle voci registrate, qui si parla di La tribù dei piedi neri, registrata nel 1916. Quindi a proposito
del capitolo dedicato alla storia della registrazione musicale. Io molto l'ho scelta interessante. perché Piedi Neri, Pietro Niro, ho pensato che bella, bella. Comunque sappiate che da quella foto lì è nata la conciatura di tutte le donne dal parrucchiere. Va bene, detta ciò, salutiamo. Lasciatemi solo fare un ringraziamento, allora, sì. che è doveroso. Devo ringraziare Alfredo Catalfo per Efesto Edizioni, che mi ha permesso di pubblicare questo mio sogno, questo piccolo sogno, ma fondamentalmente Marco Testoni, perché è stato anche tramite, essendo lui già un autore strapubblicato da Efesto, ma che si è veramente prodigato perché si è innamorato di questo mio scritto e ha capito la valenza, insomma, quindi devo dire sei stato il mio talent scout. Contemporaneamente a Massimo Privitera, che è stato fondamentale anche lui, perché mi ha sostenuto nella ricerca, nello studio, nello sviluppo di questo libro. Quindi questi due signori qua sopra, devo dire, li chiamerei coautori di questo libro. No. E comunque vorrei ringraziare fondamentalmente tutti i compositori che mi hanno permesso di imparare tanto dalla loro arte, lavorando accanto a loro. Devo dire veramente grazie di cuore a tutti loro. E allora grazie invece, noi lo diciamo a te Pierluigi Petronilo, perché hai fissato un lavoro, una professione che fino adesso nessuno l'aveva mai fatto con così arguzia e perizia, e quindi ti auguriamo il massimo per questa pubblicazione, di farne tante presentazioni non solo qui ma anche dal vivo, e noi ovviamente le faremo sapere quando accadranno. Ciao Pierluigi, ciao. Grazie ciao. Ancora Paolo Buonvino, grazie Paolo.